5.000 mi piace e Giovanni Visone mi offre una cena stellata a Posillipo. Bella a tutti ragazzi. Bella a tutti ragazzi. No. Carico. Oh, ma bella ragazzi, carico. Non mi viene. Bella ragazzi, carichi come non mai da Fuse Gamer. Oggi ragazzi siamo qui con un nuovo video. No, ma non sto sul canale di Fuse Gamer, il canale di Super Allan. Allora, Super Allan ha vergogna di fare intro in mezzo alla strada. Aspetta. Lui è Super Allan. This is Super Allan. Super Allan. Non lo conosci Super Allan? Tutti e due conosco. Ah, Godo. grande. Sono medico, com'è rilassa? Ah, sei bene. Sono Venzo. Grande. Ok. Ciao. Che è un video? È un vlog. Cioè, posso fare la foto con te? Sì. Ragazzi, avvisate i vostri amici che c'è Super Allan in piazza. E forza? Juve. Napoli. Bravo. Forza Juve, sì. No, mai. Sì. E quindi? Allora come Andrea, ma il video era un altro. Caro, Scusa. puoi fare un saluto per una Olbus? Caro, puoi fare un saluto per una Olbus, per favore? No, parlo italiano. Allora, English. Hablo español. Habla español. ¿Puede hacer un saludo? For my guys. Por personas speciales. No, perdón. Cacchi demmo. Allora, come avevo detto sul canale di Fuse Giocatore, ora Fuse mi farà da schiavo per un'ora. Siamo qui a Napoli e quindi devo. Andrea, è stato buono un c***o. Fate arrivare un attimo, un coppo Posillipo. Traffico. Andate a vedere il video e vedete quello che fate Super Allan. Comunque 25 euro. Tuo blog. Mo la prima cosa devo decidere di farti fare. Dici. Devo pensare se farti andare vicino a qualche persona a farti dire qualche stronzo. Però questo vabbè, Si lo può fai. fare, si può fare. Anche se ho un po' di fame. Vai. Ah, fame? Sì. Che vuoi? Pure ho fame. Pizzetta? Pizzetta? Vabbè. Me la andiamo. paghi tu, Andrea? Pago io, andiamo. Ti porto io. Comprami una bella pizza, Andrea. Te la compro subito. Come la vuoi? È Costosa? pomodoro uguale. Perfetto, ce la metto io la guarda. Allora, Andrea. Ma non mi hai portato? Aspetta, Andrea. Non mi hai portato? Aspetta, Andrea, sei il mio schiavo. Quindi io ti ordino di andare. Dici. Quindi io ti ordino di entrare dentro la pizzeria e di chiederti se ti fa una pizza con l'ananas, il pomodoro e le lenticchie. Ah, ananas, lenticchia. Andrea! Fai da sotto, la cosa che io dicevo. Andrea, come fai? Voglio. Ah, questo qua forse è con i pezzetti. Di ananas. Non c'era la pizzetta con i pezzi piccoli di ananas? Sì, Ma non è di Napoli. non ce l'ha. La possiamo fare? Guarda, è una cosa normale. No, non sono tutte. Vabbè, ho gusti particolari. Non essendo di Napoli. Vabbè, è un qualcosa che mi puoi consigliare? Margherita normale. Vabbè, la comprei a parte l'ananas. Una senza lattosio perché lui è intollerante. No, non sto scherzando. Marinara. La marinara, ok, per lui la marinara, a me con le lenticchie. No, vabbè, fai panna prosciutto e mais. Panna prosciutto e ananas. Allora Andrea devi pagare la pizza al ragazzo. Andrea ti ordino di pagare la pizza al ragazzo. Lui? Sì. Te la devo pagare. È schiavo mio per un'ora. Però non devi dire la puoi tagliare, non la devi tagliare. La puoi tagliare. Sì. Andrea ci paga la Te pizza. la devo pagare io. La devo pagare io. Lui la deve pagare. No, non lo conosco. Ci fate la pizza gratis, eh? Grazie, prego. Non un bacio però. Dagli un bacio. Che mi devo prendere, bro? Io Giovanni Attanasio. Io Chicco Attanasio. Siete insieme? Sì. Aspetta, lui la marinara. Siamo comunque recensione negativa perché non l'ananas. Poi fai questa qua, che sembra l'ananas. Guarda come mangi. Poi gli chiedo un famano un morso, vediamo se. Posso avere un morso? Un morso. Dal cornicione. No. Da bere? Va bene acqua naturale, Andrea, ti vuoi far sparagnare? A me acqua metà naturale, metà frizzante. No, un'acqua naturale. Un'acqua naturale, dai. Può bere l'unica che ce ne ha mancato. Te la pago dopo, va bene. Ciao ciao. No, Andrea, corri qua. No, Andrea, vieni qua. No, schiavo. Decidi tu, in contante o con la carta? Con la carta. Ok. Ma quanti a noi? 7. 7, vabbè, facciamo 5, 5? No, Andrea. Vabbè, 5 euro più la pizza kill. 7. Con la carta. No, con la carta. Ce l'ho, tieni, sta qua. Andrea? Vabbè, non fa niente, ci conosceremo. Ok. No, scherzo. Magna, schiavo. Qua, buonissima, oh, spacca.
Piena di lattosio. Com'è? Quando non la paghi è meglio. Non devi bere e devi sparecchiare e buttare la roba. Dai, cioè, fammi assaggiare la tua. Posso? Vai. Bravo. Bisogna lasciare sempre tutto pulito, Andrea, bravo, bravo. Il cibo? Ah, aspetta. Pure gli scarti ti mangi, bravo, schiavo. Allora Andrea, ora abbiamo mangiato, però dopo mangiato secondo me ci sta un caffè. Caffè dal blindato? Me lo offri? E me lo devi offrire, sei schiavo. Vai, Vediamoci senza dire niente. Ci vediamo a freddo quando viene e fa. Oh, vai giù. Ma che c'è facito qua? Vediamo. Ci ha visto, ci ha visto. Incredibile. Mangia. Allora, mi porti. Allora, tu non decidi niente, oggi decido io, ci porti. Che devo bere io? Veloce. Caffè macchiato per Andrea. A me un caffè normale. Portaci l'acqua, L'acqua come la. No, come la vuoi. L'acqua del cesso. L'acqua del cesso gli porti ad Andrea. A me acqua naturale. Grazie. A few moments later. Il macchiato no, il macchiato al signor schiavo. Grazie mille. Non ti preoccupare che ti faccio trattare bene a fine caffè, ok? Ok. Vai. Schiavo, per piacere, potresti mettermi lo zucchero dentro al bicchiere? Ok. Mo me lo giri un attimo, per piacere, grazie. Bene. Dai, basta. Bene. Andrea, sei contento? C'è proprio la ina, mannaggia, colonna. Va bene così, grazie. Caro, io pago, Caro, quanto ti devo? 4 euro. Oh, Andrea, sei buono pure tu oggi. Ci mi battere 20 centesimi la mangia. Centesimi, che da? Che stronzo, ne avrei mangi. Ah, ragazzi, ha cacciato neve. Alfred, ti hai fatto trattare buono pure oggi. Allora, Andrea, fino adesso, quanti soldi hai speso per me, più o meno? Quanto ho pagato prima la pizza? 4 euro e qualcosa. Poi 5, vabbè, siamo a 10 euro. Andrea, allora, adesso, sei mio schiavo? Devo portarti da una parte, Andrea. Dobbiamo un attimo ristabilire i conti. Allora, devi sapere che nel mio armadio mi manca una maglietta bianca, solo bianca. Una maglietta da 10 euro, Andrea, voglio. Andrea. 12 seconds later. Andrea. Quale vuoi, dici? Vedi quale ti può piacere per me. Con loro? Sì, no, vediamo una semplice. Questa qua che c'ha un po' di azzurro. Napoli. Guarda. Cioè, Non è troppo semplice. facci ma che sta la lasagna coppa, vero? No. Pancake. Andrea, ma sono cuocesse. Guarda che buone. Tu ti mettissi? Oh, questo però non è male. Ti piace? Questa ci sta. Taglia L. Buona misura. Vai. Io lascia la fila dei camerini, è troppa. Allora ho avuto un'idea. Andrea, misuratela qua in mezzo. No, qua no. Andrea. Lascia un attimo appartati, a mezzo poco. Vai, Lo faccio, però non lo. Non veniamo cacciati a dozzare. Ma no, non te la togliere però la tua maglietta, mettitela da sopra. Barbara in comunicazione con Cassanino, grazie. C'è fame, no? Non ci credo. Con la gente qua, vai giù. Non ci... Ah, però vedi. È oversize. Che cazzo? Ti piace? piace. Secondo me ci sta, non è bella. Quindi. Girati dietro. Però ce la dobbiamo mettere tutte e due mo. Mo, va bene. Ascella surata. Non bene. Te la prendi? Mo per favore. Cazzo sto burdetto. Ma la devo misurare pure io, Andrea. Mi sta bene, no? Sta bene. Cacciati? Ah, buono, però è inutile darmi su. Non ho mai messo una metta così. Barbara in comunicazione con Iette sopra i quartieri, Andrea. Così, insieme. Andrea, ti volevo far spendere 10 euro. 15 euro. 40 euro. Madonna mia. Vai. Andrea, va, paga. Che ce fa? De magliette, pagare. Carta di 30 euro andavo. Andrea, sei contento? No. Ci avevo dato doppia che hai pagato tu, stronzo. Ah, ma perché mo sta pure la maglietta tua. Non c'entra niente. Ci sta. Che grande. A posto. Grazie, schiavo. Ma la busta si pagava? Vabbè, non me la so sentita. Ho detto, vabbè, Andrea, in fa niente, ce ne abbiamo che maglietta in mano.
Hai tu già posso prendere una busta? No, si paga. Ah, possiamo lo di stampella e ce l'ha mai avuto. Schiavo? Ti è andata bene, secondo me oggi. Allora, facciamo una cosa, facciamo un gioco. Nei commenti fateci sapere il mio schiavo quanto ha speso per me oggi, perché io non ho portato i conti. Oh, me la so giocata bene, secondo me, come giornata da farti fare lo schiavo. Come giornata, voi fate pure il tuo blog. E se volete altri video del genere, Andrea, inventati un lancio. Non di saliva. 5.000 mi piace e Giovanni Visone mi offre una cena stellata a Posillipo. Poi ti svegli.